Va ora in onda la rassegna stampa. Che bello però, mi sembra di essere a Natale. Sai, il giorno dopo Natale che sono arrivati tutti i regali, dice, oh, quanti bei regali. E siamo tutti contenti, anche se magari non è arrivato il regalo che speravamo o che ci fa proprio schifo quello che ci arriva. Però alla fine, no, siamo contenti. Finite le Olimpiadi, eh? Oggi i giornali incensano le Olimpiadi, ragazzi miei. Tutti, anche quelli di sinistra, denti stretti, mica poi neanche stretti, ragazzi miei, incensano le Olimpiadi. Adesso poi ci sono le para Olimpiadi, a cui noi faremo un tifo particolare. Ah, buongiorno. Buongiorno a chi sta facendo la colazione a casa al calduccio. Latte, miele e noccioline? Perché no? Dai, sì, dai, anche una pasta asciuttina. Sono quelli che fanno il turno e hanno finito giustamente di lavorare in versione notturna e a quest'ora inizia a venire famina. Lo so, ascoltate Sammy Varin. Buongiorno a chi è in macchina, buongiorno a chi ha scelto Radio Libertà per fare 4 chiacchiere insieme e perché no, per svegliarci nel modo migliore con qualche titolo di quotidiano, qualche cosa di carino su cui discutere nella giornata odierna. Siamo a lunedì 23 febbraio 2026. Il buon mattino, oltre che da Sammy Varin, vi viene portato da Francesco in regia, sveglio e allerta, assolutamente, anche lui colazione, latte, miele e noccioline. Giusto, ci stiamo. WhatsApp. Perché? Perché direte voi inviare un messaggio WhatsApp a quest'ora a Radio Libertà? C'è un motivo, perché voglio sentire il vostro parere anche sulle Olimpiadi, è minimo. Siamo stati bravi, le abbiamo fatte belle, abbiamo vinto tanto assolutamente, ma soprattutto un impatto importante sull'economia italiana, anche quella del futuro, secondo me. Mago Varin, e qui ci vorrebbe forse anche la nostra amica astrologa, Che cosa potremmo prevedere per il futuro? La pubblicità che l'Italia si è fatta anche attraverso gli atleti che hanno scoperto cos'è il bidet. Io immagino ci sarà una richiesta incredibile intorno al mondo di bidet e hanno provato le nostre squisitezze, i paccheri, ragazzi, Magari qualcuno di voi non li ha ancora assaggiati i paccheri. Che buoni i paccheri. E molti sono rimasti, paccheri, buono sugo bolognese con paccheri, cioè robe, capito? E questi poi arrivano negli anni, arrivano tutti qua a fare la colazione, appunto, latte, miele, noccioline, paccheri, ragazzi, buongiorno, 340 6709 659, se ci volete inviare il vostro pacchero noi lo prendiamo. 340 6709 659 per conversare con noi attraverso un semplice messaggio WhatsApp. Ed è bello arrivare qua lunedì mattina perché li vedi già pronti e allerta i nostri ascoltatori, e io sono contento perché già nella notte questo mi ha scritto alla 1:31. Applausi e medaglie a Ciwa Mattarella, quello che ha firmato per togliere all'inno il sì finale che abbiamo gridato oggi alla sua faccia. Sì, è vero questa cosa, cioè non doveva esserci sì, ma alla fine tutti hanno gridato, li ha chiamato sì. Allora, che cazzo abbiamo firmato sta cosa per non mettere sì? Grande spettacolo di chiusura di cultura e qualità, uniche al mondo, originali. Peccato, vediamo cosa ha da dire questo, che alla nostra Lega non sia stato riservato il giusto riconoscimento per l'impegno profuso. Senza Lega non si sarebbe fatto nulla, ma non ne traiamo soddisfazione. No, ne traiamo e come? Diciamo che siamo noi
che non ce la tiriamo troppo, e poi sentiremo anche oggi abbiamo Molinari alle 9, e adesso non è inutile che ci incensiamo. È bello sentire gli altri che ci incensano, anche se indirettamente, perché alla fine queste Olimpiadi le abbiamo volute noi della Lega, Zaia del Veneto e quello della Lombardia e capito? Cioè l'abbiamo portata avanti noi questa roba. Fosse stato per il PD, infatti il PD non si è visto. Avete visto la Schlein fare il tifo? Bravi, bravi! Niente, niente. 5 Stelle, men che meno, tutti a letto presto. Bella soddisfazione non avere visto la sinistra che tifava, assolutamente sì. Dai, scherziamo poi, ci mancherebbe. Le Olimpiadi non sono né di destra né di sinistra, queste erano le Olimpiadi del Nord. Mi piace essere scemo già a quest'ora. Oh, ma quanti messaggi mi state scrivendo? Non ho ancora cominciato a parlare, non ho ancora cominciato la rassegna stampa. Dai, dai, dai. E questo che dice: ciao Sammy, chi vota no è contro l'Italia. Parliamo del referendum, siamo contro la rovescia sotto il mese, signori. 22-23 marzo si vota per cambiare la giustizia. E abbiamo anche la canzoncina. Chi vuole la canzoncina? Signori, oggi cominciamo la settimana con la canzoncina per votare sì al referendum. Chi la vuole mi scriva subito al 3406709 659. Io l'ho già mandata a spot a un po' dei miei contatti, ma poi a un certo punto mi rompo le balle. Se la volete, guarda che è carina carina, è molto bellina bellina, promesso non sono io che la canto. Ciao Sammy, chi vota no è contro l'Italia, ma soprattutto contro gli italiani. Sono sinistri che vogliono il caos e vogliono le risorse per crearne sempre di più di caos e poi rompere i coglioni alla destra. Ma caro, più che alla destra, a chi vuole fare una vita normale, capisci? È ora di finirla. Remigrazione. Certo, stiamo imparando molto bene questo termine, che non arriva certo dall'Italia, qualcun altro ce l'ha insegnato, ma dobbiamo cominciare a declinarlo. Remigro, remigras, remigravi, remigratum, remigrare. Ci state? Forse ai tempi dei latini non c'era questo termine, però l'abbiamo, ce lo siamo inventati, lo mettiamo nel vocabolario latino. Giorno, la salutavo Francesco, giorno, fa finta di niente, sta spacciando tisane, bucumbra, tisana, detox, bucumbra, ui. E sì, vabbè, se non costa tanto, va bene, detox, ok. Devo cominciare la rassegna. Se mi state guardando tutti come per dire, mo che fai? Va bene. Allora comincio dal Corriere in versione internet. Vediamo. Ah sì, c'è la notizia dal Messico. In effetti sta succedendo un casino perché hanno ucciso El Menco, il ricercato numero 1 tra i narcos. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali, esulta Washington. Cioè, capisci, hanno ucciso il ricercato numero 1 dei narcos e il paese è nel caos. E che ti viene un attimo il dubbio, ma cos'erano lì? Tutti quanti trafficanti? No, assolutamente no. Fanno casino per festeggiare, capito? Vediamo, questa era l'apertura del sito del Corriere. Vediamo su Repubblica a che livello. No, proprio non c'è. Ah sì, proprio devi scendere tanto. Freddato El Menjo, il boss più ricercato. Messico in fiamme, scontri narcos esercito, almeno 26 morti. E non è una cosa bella. Uno dice, meno male, la malavita, il malaffare, eccetera. È un po' come in certe zone d'Italia, sì, quando arrestano determinate persone. Beh, meglio non pensarci. Sì, è un florilegio poi chiaramente di complimenti per le Olimpiadi, eccetera. E non vorrei dare, tanto per così, ma adesso comincia Sanremo. Tranquilli. Se scegliete Radio Libertà, la libertà è anche questo. Parlare di Sanremo il minimo indispensabile e parlare degli artisti che a Sanremo
non ci andranno mai. Perché? Perché non hanno i soldi per pagarsi una produzione decente, non hanno i contatti, non hanno forse neanche voglia di andare a Sanremo, capisci? E sono gli artisti che il sottoscritto Sammy Varin passa ogni mezz'ora su queste frequenze, anche all'interno della serissima rassegna stampa, ex serissima, che un tempo era in mano a Giulio Cainarca e che purtroppo mi hanno messo in mano a me. E dico purtroppo per i benpensanti che volevano una trasmissione seria, approfondita, eccetera. No! Quella di Sammy Varin è una rassegna stampa anche scherzosa, in cui cerchiamo di dialogare, di sdrammatizzare le cose brutte e quindi noi ce lo facciamo e ce lo cantiamo il Sanremo, mandando in onda artisti assolutamente sconosciuti ogni mezz'ora, ma roba di gran qualità, che spero non passi inosservata anche ai colleghi di altre radio. So che siete in parecchi ad ascoltarmi, chi ha finito di lavorare, chi comincia adesso e si sta recando ognuno nella propria radiolina, un po' per amore, un po' per curiosità. Sentite il Sammy Varin che quasi 50 anni che parla in questo microfono e quindi diciamo che ne abbiamo dette di cose insieme. Dai, tuffiamoci sui quotidiani, poche palle, perché sennò qua perdiamo tempo e è il mio sport preferito, perdere tempo. Andiamo su Libero, oggi cominciamo con Libero perché giustamente è quello che la mette giù più chiara la notizia. Oh che palle, scusate, ma c'ho un computer comunista, quando vado su Libero si rifiuta di leggerlo e capisci un attimo, devi insistere un po', poi dopo capiscono che vuoi proprio Libero. Sei sicuro, ti viene la domanda? Caro computer comunista, questa è Radio Libertà, voglio essere libero di scegliere, ok? Santa polenta, me la fai vedere adesso la notizia? Sto parlando con un computer, sappilo. Eccolo qua, chi ci guarda in radiovisione, ricordiamolo, siamo anche in diretta video sul sito radiolibertà.net, sulla nostra app, scaricatela e cliccate a destra in alto su TV, oppure naturalmente per chi ci guarda dalla radio DAB non vede assolutamente niente perché c'è soltanto l'audio, ma ci portate in giro per tutta l'Italia perché siamo in nazionale sul DAB, una delle poche radio, tra quelle chiaramente non ricastre, che va in tutta Italia. Radio Libertà, la memorizzate sul DAB della vostra autoradio e ci portate ovunque e ce la tiriamo, anche perché per pagare il DAB vi assicuro ci state dando una grande mano attraverso il conto corrente postale 37671294. Grazie. 37671294. Uscite, andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi e ci scrivete la cifra, anche fossero solo 5 euro, per dare una mano a questa radio di nicchia, ma che dice cose che le altre se le sognano. Stavo dicendo di Libero, è quello più chiaro perché racconta: chiuse le Olimpiadi di Milano Cortina, Italia d'oro, iettatori muti. Tiè! E questa sarà le corna di Sammy Varin, io ce l'aggiungerei volentieri. I giochi sono stati un successo per tutto il paese. Scommessa vinta, alla faccia di chi ha tifato contro o ha provato fino a ieri a sabotarli. Questo è il titolo forse più chiaro, più veritiero, più sincero. Poi vi dico anche Repubblica, anche La Stampa oggi, devo dirlo, devo ammetterlo, si sperticano in complimenti, chiaramente non alla Lega, al centrodestra non oserebbero mai, però addirittura ce n'è uno che intervista Luca Zaia, senti un po', e qualcun altro che si spinge un po' più in là dicendo: ma i prossimi li potremmo fare a Roma, perché fino a Roma? Ma li facciamo a Venezia, arrivare fino a Roma. Siamo ancora su Libero. Delitto di sinistra? La Francia lo censura. Signori, dopo l'attacco alla Meloni, adesso se la prendono con l'internazionale reazionaria. Gli Stati Uniti intervengono sull'omicidio di Quentin, se volete fare come Quentin, poveraccio, è morto soltanto perché non era di sinistra. L'Eliseo fa convocare l'ambasciatore, ne parla oggi in centropagina proprio il quotidiano Libero, uno dei pochi che ancora ricorda questo episodio, che prelude chiaramente
ha un po' di paura per noi che non siamo di sinistra, cioè ormai l'abbiamo capito, se diciamo cose non di sinistra, prima ti guardano male, poi ti assaltano il gazebo e se prosegui ti fanno fuori a martellate. È brutto da dire, ma sta andando proprio così e noi che ci intendiamo di informazione e che mangiamo pane e politica la mattina non possiamo non dirle queste cose e le diciamo su una radio che si chiama Radio Libertà. È il motivo per cui Sammy Varin parla qui alla sua veneranda età e non parla su radio più importanti, perché queste cose non le puoi dire sulle radio importanti. E no, stai facendo terrorismo psicologico, sono sensazioni, sono percezioni, caro Sammy Varin. Se non fosse che il popolo di sinistra ormai se la sta facendo sotto quando gira dopo una certa ora in centro Milano. Siamo ancora sul quotidiano Libero e ci sono tante notiziette minori questa mattina. Quella che vi segnalo subito è l'intervista a Topo Gigio, che mi fa ridere, però ragazzi, torna Topo Gigio. Ho 67 anni e ora vado in tour. Chiaramente noi che di anni ne abbiamo più o meno così, lo andremo a vedere. Topo Gigio in tour. Penso che non ci sia niente di più bello che riposare la nostra mente, rilassarci, vedendo Topo Gigio che la racconta, magari a destra e a sinistra, chi lo sa, io lo farei, però. Mario Secchi, l'editoriale sul Libero, a proposito di Olimpiadi, a proposito di quello che diceva prima Sammy Varin, c'è una pubblicità incredibile per il nostro paese, un PIL che è aumentato in queste settimane, ma soprattutto è una scommessa per il futuro, perché è una pubblicità grandissima per il nostro paese. Infatti Mario Secchi titola il suo editoriale Un credito di fronte al mondo. Si sono aperti con una celebrazione del genio italiano, si chiudono con un trionfo sportivo e organizzativo. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina hanno ricordato a noi tutti di cosa siamo capaci quando siamo concentrati sul risultato. Non dovevamo semplicemente organizzare bene i giochi, dovevamo lasciare al mondo un'emozione, la voglia di scoprire l'Italia. Ci siamo riusciti, perché non ci siamo fatti distrarre dal partito dei peggioristi, dai tentativi di sabotare la manifestazione con la rissa politica, con la provocazione anti-italiana, soprattutto con l'idiozia. Sì, ci hanno provato e hanno fallito, perché erano privi di idee e con l'odio e il rancore non si va da nessuna parte. La cifra politica dei giochi è la loro azzeccata misura. La scelta del governo Meloni e di tutte le istituzioni di far parlare lo sport, fare un passo indietro per lanciarsi in avanti, è stata una prova di maturità e di equilibrio. La leggerezza e la gioia sono le note che hanno accompagnato i giochi. Lo stile della vita italiana ha contagiato tutti, a cominciare dai protagonisti delle gare, gli atleti. I giochi sono un investimento, un moltiplicatore del messaggio che è arrivato forte e chiaro, dalla cerimonia d'apertura in una serata magica allo stadio di San Siro a quella di chiusura nell'Arena di Verona. La colonna sonora è stata la raffinatezza, la cura, il garbo, la classe. Abbiamo sentito vibrare le arie dell'opera lirica, nata in Italia, a Firenze, alla fine del XVI secolo, un prodotto della nostra cultura esportato in tutto il mondo senza cedere a tentazioni nostalgiche, senza cullarsi nel passato, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro, mixando la tradizione e l'innovazione, la musica classica e quella contemporanea, immersi nel presente e in divenire, perché il successo di Milano Cortina è anche una possibile candidatura per le Olimpiadi del 2040, 80 anni dopo quelle di Roma 1960, nell'Italia del boom, un'edizione passata alla storia come quella dei Giochi Felici. Oggi abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora. Eccolo l'editoriale sognante di Mario Secchi, sì, forse si è dimenticato qualcosa, la figuraccia dello Stadio Olimpico, ma tranquillo Mario, ci pensano gli altri quotidiani a ricordarcela. Che facciamo? Entriamo sul Libero un attimino? Dai, un attimino dentro. Chiaramente oggi Olimpiadi
celebrate. Penso quello con più pagine sia il Corriere, praticamente te lo compri e parla solo di Olimpiadi. D'altronde ci sono foto bellissime che abbiamo ancora nei nostri cervelli. Eccola qua, la foto a pagina 2 di Libero della cerimonia di chiusura. Lo show all'Arena di Verona chiude i giochi invernali. Meloni, orgoglio italiano. L'anfiteatro ospita la sfilata finale degli atleti con lo spettacolo di luci e musica che svaria dalla Traviata a Roberto Bolle. Il premier esulta, offerta al mondo un'immagine di bellezza che ha dato lustro alla nazione. E non possiamo che essere felici anche dei momenti indimenticabili. Eccole qua le foto dalla Brignone al curling, il film dei giochi con il famoso inchino. E devo dirti, ragazzi, vedendone solo qualche spezzone, oddio, sto dicendo un'eresia, ma no, non ve lo dico, no, non posso dirvi sta cosa. Poi mi prendete in giro per tutta la vita, dai, guarda, c'è Francesco che comincia già a bere, no, so. Posso dire che mi è piaciuto Achille Lauro ieri sera? Ecco, gli ho fatto andare di traverso. Se io ti dico che mi è piaciuto Achille Lauro, come mi rispondi? Dai, così sui due piedi. Di Falazio, quindi no. Meno male, la mette sul calcio. No, ti dico, io sono razzista, in questo caso un ex spacciatore di droga che si veste da donna, che fa cose strane sul palco per attirare l'attenzione su di sé, ma io sono quello che lo stronca immediatamente. Posso dire che comincia a starmi simpatico perché sta facendo cose belle, anche questa idea di aiutare i giovani che si sono un po' persi per strada, e potrebbero essere i nostri nipoti o i nostri figli. Chi non si perde un po' per strada a 14, 15, 20 anni? Lo avete fatto, lo abbiamo fatto tutti quanti. Non lo so, comincia a piacermi e sono seriamente preoccupato su questa cosa. Anzi, se c'è uno psicologo del PD che mi ascolta, 340 6709 659, datemi un consiglio. Inizia a piacermi Achille Lauro. Dai, sto scherzando, so che piace a molti di voi e mia moglie Marta lo ama. Pagina 3 di Libero. Gli iettatori della sinistra sconfitti su tutta la linea. Deluso chi ha sperato nel flop delle Olimpiadi. Dai grillini agli pseudoambientalisti, tanti nel campo progressista hanno tifato contro i giochi. Le polemiche assurde su Ice e nuova pista da bob oscurate dal successo del nostro paese. Massimo Costa ci racconta e prosegue appunto il racconto. Adesso che è finita ed è stato un successo riconosciuto in tutto il globo terracqueo, possiamo dirlo, le Olimpiadi di Milano Cortina hanno fatto arrossire gufi, boicottatori e tutta quella frangia della sinistra italiana che più o meno velatamente sperava nel grande flop. E poi si parla anche di Ellis Line, che non si è fatta vedere in queste 2 settimane di competizioni e per questo era stata bacchettata anche dal sindaco di Milano Beppe Sala. In extremis ieri ha parlato di, sentite qua, risultato straordinario. Ma non dovevi, Schlein, ma grazie, ma che bel responso, ragazzi miei. La scena sta. Giro, sono su Libero. Prima Meloni, ora Trump. Macron vieta di dire che la sinistra ammazza. Sì, abbiamo cambiato argomento, l'avete capito, siamo a pagina 4, cresce il nervosismo a Parigi. Di cosa si parla? Secondo il capo di Stato francese, dietro la preoccupazione per l'omicidio del giovane Quentin, quello che è stato ammazzato perché non era di sinistra, c'è una manovra dell'internazionale reazionaria, ma anche la destra repubblicana lo critica per ciò che ha detto alla Premier. Ne parla Fausto Carioti oggi su Libero, uno dei pochi quotidiani che ancora si mischia in queste faccende. Noi sinceramente non l'abbiamo dimenticato questo Quentin, dipende se lo dite all'italiano o alla francese, perché potrebbe essere uno di noi, ma davvero, ma anche uno di noi che parla a questa radio, uno di voi che parlate a questa radio, perché diciamo cose che magari
a quelli di sinistra non piacciono, non sono d'accordo. E allora, ma io invito anche voi amici che non votate Lega, che non votate centrodestra, che non votate o che votate a sinistra, ma fatevi avanti, parliamone, siamo qui, abbiamo una radio, un'invenzione bellissima, una radio che ancora vi dà modo di dire i vostri pensieri. Non ci credete? Pensate che vi censuriamo? Provate a inviarmi un WhatsApp 340 6709 659 di qualunque cosa vogliate parlare. Io ve lo leggo e se la vostra discussione piace ne parliamo anche tutto il giorno. Lorenzo Cafarchio, in taglio basso su Libero. Il ragazzo massacrato dagli estremisti. Per i compagni, De Rank è morto per colpa sua. Attenzione, altra meditazione caruccia caruccia. Raimo di AVS dice: la destra cerca un martire. Collettivi senza vergogna. È stato ucciso come risposta al fascismo. Attenzione. Bertolt Brecht scriveva che la maggior parte delle spiegazioni sono giustificazioni ed è per questo il verbo a cui si sono riferiti molti nella loro colata di dichiarazioni e parole per commentare la morte avvenuta per mano dell'antifascismo militante del giovane studente identitario Quentin de Rank. Alcuni commentatori da sinistra vedono nella figura dell'attivista 23enne la retorica del vinto e quindi il vilipendio di cadavere è conseguenza quasi naturale. Parliamo ad esempio del solito Christian Raimo che ha detto: la destra, il governo cercano un Kirk italiano, un Quentin de Rank, un martire, il morto o almeno il ferito o l'ammaccato. Ecco come esordisce in un post su Facebook l'insegnante e scrittore. Non pago, prosegue. È evidente il cinismo, scrive ancora, la strumentalità di questo desiderio di morte che persino nei loro seguiti balordi questo conato nero non riceve tanto consenso, anche perché a un certo punto il cinismo stucca, l'evoluzione della violenza non dà brividi. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, comprendiamo, è lo stesso che qualche tempo fa nel corso del programma L'aria che tira sulla 7, parlando del caso Ilaria Salis, disse: cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli. Io insegno a scuola, come dire, a picchiare i neonazisti. Penso che sia giusto. Qua mi fermo, ragazzi, ma se volete arrabbiarvi già di buon mattino a inizio settimana, oggi sul Libero se ne parla approfonditamente. Giro la pagina e sempre a proposito di una certa sinistra che un pochettino ci fa anche ridere, meno male. A pagina 5 di Libero, la tragicomica convention rosso-verde. Signore e signori, la Bonelli e Fratoianni vuole la rivoluzione. Destre, arriviamo noi! I leader di AVS riuniscono gli eletti del partito e lanciano il manifesto. Fratoianni, governo vigliacco, noi contro la violenza. Ad applaudirlo Elisabetta Piccolotti, il marito. Siamo qui di domenica, una fatica. Se volete ridere, Alessandro Gonzato oggi sul Libero. Bonelli vuole la rivoluzione? Come sì! La spalla di Fratoianni ha dichiarato che AVS, l'Alleanza Verdi Sinistra, deve promuovere una vera rivoluzione culturale e sociale nelle periferie, dove vanno rafforzate le politiche sociali e di inclusione. Hasta sfuma oro sempre? No, Abubakar, la cui candidatura è stata annunciata da un Bonelli singhiozzante dall'emozione, i rossoverdi l'hanno scaricato. E allora chi la promuoverà questa rivoluzione? L'euro miracolata Sant'Ilaria Salis, patrona delle case altrui? Il collega Ignazio Marino il Marziano e l'altro parlamentare, europarlamentare Domenico Lucano, detto Mimmo, sindaco di Riace, condannato per falso per l'accoglienza dei migranti, o la pugna verrà guidata dalla sua assistente a Bruxelles Suzanne Fatayer?
E la palestinese napolitana, quella silurata alle regionali in Campania, ripescata nei dorati uffici europei e che si è segnalata per la condivisione di un video in cui compariva la seguente frase: le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l'incompleta missione di Hitler. Qua mi fermo, ma è divertente certamente. L'articolo di Alessandro Gonzato oggi sul quotidiano Libero a pagina 5 sulla Bonelli e Fratoianni che vuole la rivoluzione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccolo qua, il pianista delle 8 del mattino. Ogni giorno alle 8 c'è quasi sempre un pianista che ci tiene compagnia mentre prendiamo fiato, mentre stiamo guidando puntualmente in coda. Dai, che da oggi sono finite le Olimpiadi a Milano e quindi ci sarà un po' meno traffico. Come no? Il ritorno alla luce è il Massimo Magni romano ma carpigiano d'adozione che esplora temi legati alla natura, alla crescita personale, al futuro
futuro attraverso un mix di narrazione e musica. Dopo La caverna oscura, ascoltata la scorsa settimana, qui il cavaliere emerge dalle difficoltà e sembra ritrovare la propria strada. E a voi, cavalieri, all'ascolto di Radio Libertà, dai, emergiamo, ritroviamo la nostra buona strada, soprattutto voi che non sapete ancora cosa votare al referendum del 22-23 marzo, tranquilli, c'è Sammy Varin che vi darà qualche buona vibrazione. E se faccio il vibratore del mattino, non ho capito. Cioè, ero convinto di votare sì, ma ho visto un video dove la Picerno Pina dice di votare sì. E allora mi sono venuti dei dubbi. Comunque Mattarella Sergio è per il no e quindi mi ha convinto a votare sì. Bravo questo ascoltatore! Ma se ancora qualcuno di voi fosse indeciso tra il gnacca e il petacca, signori, qualcun altro mi ha fatto avere uno spot per il referendum. Una canzoncina, signori, dai, non ve lo sareste mai aspettato. Ce l'ho qua e sono pronto a inviarvela. Se volete spammare una bella ideuzza musicale, le motivazioni per cui votare sì al prossimo referendum sulla giustizia attraverso la musica, sul cursore, Francesco, facciamo una cosa che mai abbiamo fatto. La facciamo? Francesco, la faccio, falla pure, no? La devo fare io, ok. Sentite, vi faccio sentire solo un pezzettino, Chi vuole questa canzoncina mi scriva subito al 34067096659. Sentite che roba potente! Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Sì, lo so, io preferirei la Christian Music, però è potente questo pezzo, ragazzi, e vedo dai WhatsApp che stanno apparendo al 34067096659. La volete questa canzoncina sul vostro cellulare? Da inviare chiaramente ai vostri parenti comunisti, molti dei quali però hanno deciso di votare sì al referendum, e questa cosa picciu ci piace ancora di più. Scrivetemi al 34067096659, mi scrivete la voglio e io in mattinata ve la invierò con calma, senza fretta, perché adesso sto facendo la rassegna stampa, a volte me ne dimentico. Facciamo qualche whatsappino al 34067096659, leggiamo, vediamo dove mi portate. Finalmente finite un'altra Olimpiade walk dei profilattici, cioè atleti usa e getta. Inizierà a San che Palleremo.
Parleremo Sanremo, ma dura poco. Poi dopo i sonniferi dobbiamo svegliarci e cacciare Zaia dalla Lega per non vedere tanti Stefani, zombie da scrivania. La Lega è sangue vivo, non andare dal pupazzo di Fazio. Fuori Zaia, svegliatevi. Mattia da Padova, cosa ti sei bevuto ieri sera? Ma il bello, signori, è che la nostra radio è ancora libera. Certo, gli spadoni a volte ce li avete sguainati, a volte un po' moscioni, ma io vi perdono, assolutamente sì. E poi ci sono quelli che pensano al passato e pensano ai nostri registi Colombo e Carnelli, che fine han fatto, e Pellegrin, e la Gabriella Monti che non c'è più, non è morta, è semplicemente povera, c'ha più di 80 anni, anche se la sua età è ancora nel massimo riservo, e arrivare qua nei nostri studi vi diventava veramente un casino da Varese, quindi effettivamente il fatto che non ci sia più significa semplicemente che ha dovuto fermarsi, anche se, lo sapete, io sono sempre del parere che quella, quando meno ve l'aspettate, ritorna a condurre la sua trasmissione. Mi ritorni in mente, che novità che Fratoianni vuole la rivoluzione, segue semplicemente il libretto rosso sovietico comunista per prendere il potere di una nazione, si fa così. Sammy, mi mandi la canzoncina a favore del sì? Lo so, adesso ce ne sono un fracco che mi state scrivendo questa cosa. Restate lì che io in mattinata farò questo sforzo incredibile, anche perché il pezzo è bellissimo. Non sappiamo chi la canti, ci viene in mente, lo so, potrebbe essere l'intelligenza artificiale, ma non voglio pensarci. Comunque la amiamo così tanto che io ritorno sul quotidiano Libero, perché bada bene, una cosa che non sapete perché non c'è informazione su questa cosa, guarda la cartina delle prossime elezioni. Uno dice: ma no, ma come? Ma soltanto l'astrologa di Radio Libertà ha previsto che ci sarà il governo che cadrà nei prossimi mesi, nessun altro. È vero, noi chiaramente siamo qui che facciamo autocensura e ci tocchiamo ovunque possibile toccarci, siamo sicuri che avrà sbagliato l'astrologa, però si vota per le comunali il 24 e 25 maggio, non in tantissimi posti, a 626 città non è male, 24 e 25 maggio. Qualche nome? Lecco, Mantova, Venezia, Macerata, Prato, Pistoia, Fermo, Arezzo. Si vota a Chieti, a Trani, ad Andria, ad Avellino, a Salerno, a Reggio Calabria, a Crotone. Chiaro che la sfida, quella importante, sicuramente a Venezia e anche a Salerno. Nel capoluogo del Veneto si apre il dopo Brugnaro, mentre nella città campana è pronto a ricandidarsi per la quinta volta Vincenzo De Luca. E quindi interessante, da una parte il dopo Brugnaro a Venezia, roba del centrodestra, e chiaramente dovrebbe restare lì, ma c'è anche appunto Salerno, come finirà, e anche l'enclave toscana, perché tra i vari comuni al voto c'è anche Prato. Con Fontana di Trevi, ma com'è contento Gualtieri? Gualtieri incassa 7 milioni, ma sottopaga i lavoratori. Siamo sul Libero, signori, chiaramente su Repubblica. No, lo scrive anche Repubblica, ma perché non dovrebbe scriverlo? Con ticket a 2 euro, lo sapete, per vedere la Fontana di Trevi, se non siete romani, i romani non la guardano più, la conoscono a memoria, cosa gliene fotte, no? Ma chiunque altro deve pagare 2 euro. Col ticket a 2 euro il Campidoglio riempie le casse, però risparmia sui dipendenti per rivincere musei gratis a tutti. Sì, non sarebbe male. Sono ormai 20 giorni che a Roma l'accesso alla Fontana di Trevi è diventato a pagamento per i turisti e i non residenti. 2 euro a testa per superare le transenne e vedere così da vicino la celebre fontana, ovviamente lasciando un obolo. Così ha deciso il Campidoglio, che ha spiegato che il ticket a pagamento servirà alla manutenzione di ben 113 monumenti restaurati con il PNRR e a finanziare la gratuità totale
generale del sistema museale civico per chi vive nella capitale, che chiaramente non ha un cacchio da fare e passa la giornata a girare i musei. Secondo le stime, il biglietto per la Fontana di Trevi genererà un incasso annuo complessivo tra i 6 e i 7 milioni di euro ogni anno. Una bella cifra che di certo aiuterà a mantenere da un lato una serie di monumenti, dall'altro anche a contenere l'overtourism. E qua mi fermo, ma c'è Benedetta Videtta che prosegue il suo articolone per capire anche cosa funzionerà questa cosa e soprattutto faranno i bravi pagando un po' di più magari i dipendenti. Giro la pagina di nuovo e è arrivato Topo Gigio, signori. Ho 67 anni, ma non li dimostro. Oggi il quotidiano Libero a pagina 19 intervista Topo Gigio. Il celebre pupazzo gira l'Italia con un maxi musical. Quest'anno niente Ariston, il mio segreto è la spontaneità. Se siete anche voi come il sottoscritto amanti di Topo Gigio, bei ricordi e ricordi puliti dei tempi passati, nonostante abbiano provato a insozzarlo mettendoli davanti, mettendoli di fianco, esseri strani. E non parlo di Lucio Corsi, ragazzi, ma parlo di persone che si travestono da donna e vedendo l'età media di chi guarda Topo Gigio tu dici ma no, perché adesso Topo Gigio lo guardiamo solo noi vecchietti, i bambini non c'erano. A me ha fatto schifo quella scena di chi era Drusilla? Oh, non posso nominarla perché so che vi piace, ragazzi miei. A me ha fatto schifo. Posso dire una mia... Cioè, sono il conduttore della rassegna stampa, posso dire un mio parere? No, perché gli altri canali non lo fanno. Vabbè, dal 6 al 15 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber e poi al Brancaccio di Roma, al Verdi di Genova, una tournée interessante con Topo Gigio. Chissà cosa dirà, chissà cosa farà. 8:15, buongiorno a chi mi sta guardando in radiovisione. Oggi siete moltissimi e mi fa piacere perché ci teniamo compagnia, ma soprattutto potete pigiare ancora di più quel tastino con scritto condividi e sparare questa rassegna stampa a parenti, amici, a persone che magari non hanno mai ascoltato Radio Libertà, anche perché lo sapete, siamo difficili da trovare e non abbiamo una frequenza FM, siamo però in DAB e per caso non ci si passa mai. È un po' come fare la spesa dal contadino, dico sempre io, le cose genuine bisogna cercarle e allora il consiglio è proprio quello: condividete questa rassegna stampa, chi ci guarda su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, a parenti o amici, prima di tutto sulla vostra pagina Facebook, ma poi anche parenti o amici che secondo voi cercano qualcosa di diverso, grande come l'universo, nelle prime ore del mattino o magari nella pausa pranzo e vogliono sentire qualche notizia che non siano le solite. Ecco, qui state certi, non leggiamo le solite notizie sui soliti quotidiani. Vi porto ad esempio sul Fatto Quotidiano, che proprio in centropagina parla di referendum e pubblica il duro intervento di Melillo, procuratore nazionale antimafia, che dice riforma dannosa e pressioni contro le inchieste sul potere. Ci avete capito qualcosa? Se non avete capito niente, oggi dovete comprare assolutamente il Fatto Quotidiano. Attenzione, sono passato per un attimo sul giornale, ho preso un colpo perché a pagina 13 dice chiudete le scuole per il Ramadan a Roma. Ancora Monfalcone, io ho detto vabbè, Monfalcone è pieno di bangla eccetera, sono lì per lavorare onestamente, sì vabbè, sì col cacchio, a Genova posso capire, c'è la Salis, la sinistra si deve tener buona perché poi prima o poi voteranno tutti i PD, ma anche a Roma chiudere le scuole per il Ramadan. Vabbè, allora mi fermo, scusa, ormai ve la sto dicendo la notizia, ancora c'è. Allora, partiamo dalla pagina principale del quotidiano Il Giornale. In taglio alto, chiaramente la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, lezione olimpica ai disfattisti. Applauso.
Applauso a chi ha fatto questo titolo. L'Italia ha illuminato il mondo. Chi sperava nel flop dei giochi è rimasto deluso. Marco Zucchetti e il suo articolo. Ma scendendo un po' più in basso, ora gli islamisti vogliono chiudere le scuole a Roma per il Ramadan. Ramadan, facciamo un Ramadan. È una canzone scema, no, bellissima. Afrik Simone, era stupenda, che è stata ricantata più di 10 anni fa da degli amici un po' di sinistra di Genova per prendere in giro proprio la Lega, che già a quei tempi aveva qualcosina da dire sul fatto che ci siamo calati i pantaloni e pure le mutande per festeggiare una festa non nostra. Adesso addirittura gli regaliamo gli oratori. Non ho mai capito se questa cosa che succede a Monfalcone è che gli oratori ospitano gli amici islamici, ma gli affittiamo? Pagano la pigione per fare Ramadan? Facciamo i nostri oratori? Vabbè, fatto sta che adesso gli islamisti vogliono chiudere le scuole a Roma per il Ramadan. Ve l'ho detto, mio figlio Elia ormai si professa musulmano. Ogni volta che la prof lo interroga in matematica dice io musulmano, io faccio Ramadan, non ho potuto studiare, che cazzo? Ma dai Elia, per favore. Poi vengono a sapere cosa fa tuo padre, che figura di merda. Ora gli islamisti vogliono chiudere le scuole a Roma per il Ramadan. Il partito dei musulmani va all'assalto dell'istruzione. Chiudere le scuole anche nella capitale in modo da favorire il Ramadan, questo è l'appello di Muro 27, che sta per Musulmani per Roma 2027, un gruppo capeggiato dall'ex dem Francesco Thieri e costituitosi in vista delle comunali di Roma del prossimo anno. Questa è soltanto la prima pagina del quotidiano Il Giornale, che parla anche chiaramente di Medio Oriente, il pressing di Trump sull'Iran, l'attacco è più vicino, ma chiaramente deve essere un attacco a sorpresa e quindi ogni giorno si dice che è più vicino, ma non accade mai finché non ve l'aspettate, lo so. Attenzione, intervista al fondatore del PD Morando che dice errore schierarsi per il no al referendum. Ed eccola qua, la sinistra che dice sì al referendum, se la merita. Di nuovo la canzoncina, 10 secondi di spot, vai, pompa. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, e vai, per un processo più giusto, è minimo, un futuro più vero, pompa, una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Vai. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero, una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Facciamolo. Pompa. È finita. Facciamo lo spettacolo qua. Se volete questa canzoncina, scrivete un WhatsApp al 34067090659. Questa è la canzone per il sì al referendum e mi fa ridere, te ho detto che a denti stretti anche molta sinistra sta dicendo in effetti forse è meglio cambiare qualcosa sul fronte giustizia, come ad esempio il fondatore del PD Morando, lo amiamo. Il miracolo di Assisi, siamo ancora in prima pagina, lo so, siete inebriati da quel pezzo, guarda che bello potente, sì, verrà fuori che l'ha cantato Sammy Varin facendo una voce diversa, verrà fuori che sarà l'intelligenza artificiale, cosa devo dirvi, però sta girando in internet e io sono il primo che l'ho lanciato, poi scoprirò che l'ha fatto il PD, e vabbè, però il PD che vuole votare sì e noi lo amiamo. Siamo sul quotidiano Il Giornale, dicevo, in taglio basso,
una cosa che ci piace, destra o sinistra, soprattutto a sinistra, perché sicuramente San Francesco votava PD, il miracolo di Assisi. 20.000 pellegrini, e noi che il Tau al collo siamo stati i primi a metterlo e a dire che non avevamo vergogna a dichiarare la nostra fede. Beh, l'amiamo questa notizia. È iniziata la Quaresima. Oh, ma guarda, oltre che il Ramadan lo stesso giorno, non capita, ma se capita, prima esposizione pubblica delle spoglie di San Francesco, una prima domenica di Quaresima che Assisi non dimenticherà. La cittadina umbra, da sempre abituata alle invasioni di pellegrini, ieri ha vissuto una giornata dal sapore particolare, legata alla prima ostensione pubblica e prolungata dei resti di San Francesco, un evento straordinario che cade nell'anno dell'800° anniversario della sua morte. Ne parla oggi in prima pagina giornale, ma anche all'interno. E chiaramente noi che siamo l'unica radio che ogni giovedì alle 9 mandiamo musica cristiana, sappiatelo, sì, facciamo le preghierine, ma in musica, come la storia del referendum. Pensiamo che la musica possa trascinare, anche far battere il piedino, ma fare anche pensare i nostri cervelli. Amiamo tutto ciò. E visto che amiamo tutto ciò, mi ritrovo poi a pagina 13. E certo, c'era in prima pagina, e all'interno c'è Giulia Sorrentino che ci ricorda la triste verità. Chiudete le scuole per il Ramadan, l'offensiva del partito islamico. A Roma sarebbe sensato. Che cosa aspettiamo? Prova tecnica di sottomissione. Ola, prova tecnica. Funziona? Ci sottomettiamo? Col cazzo. Chiudete le scuole anche nella capitale in modo da favorire il Ramadan. Questo è l'appello di Muro 27, che sta per Musulmani per Roma 2027, un gruppo capeggiato dall'ex Dem, cioè targato PD, Francesco Thieri, e costituitosi in vista delle elezioni che si terranno a Roma il prossimo anno e che ha intenzione di incidere sull'agenda elettorale anche tramite proposte politiche basate sulla religione islamica. Sono proprio loro a scrivere che per il terzo anno consecutivo a Pioltello, e qui siamo a Milano però, la scuola chiude per la festa di fine Ramadan. Come è stato possibile? La presenza islamica a Pioltello è alta e da anni circa il 40% degli studenti si assentavano per questa ricorrenza religiosa, veramente anche per altri motivi. In altri momenti dell'anno fanno il cacchio che vogliono alle superiori, bloccando di fatto le lezioni. Ma perché ci sarebbe bisogno di fermare il regolare svolgimento della didattica quando gli studenti sarebbero perfettamente in grado di recuperare ciò che per un paio di giorni hanno lasciato indietro? Non è forse solo una presa di posizione ideologica? È un modo per strizzare l'occhio a una religione, l'Islam, che non ha ancora firmato l'intesa con lo Stato italiano come previsto dalla nostra Costituzione, lo ricordiamo. Questi non l'hanno firmata l'intesa con lo Stato italiano e non hanno firmato neanche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Si sono fatti la loro. Un passo, quello della firma dell'intesa, che non è stato compiuto non certo per mancanze dell'Italia, ma perché gli enti preposti hanno evitato accuratamente di associarsi a una Costituzione che in molti punti non collima minimamente con i dettami imposti dal loro Corano. Qua mi fermo, ma se volete approfondire oggi c'è Giulia Sorrentino a pagina 13 del quotidiano Il Giornale, che in un trafiletto di spalla dice anche: imam, PD e grillini vanno a rimorchio della rete musulmana. Il partito islamico è in piena azione. Comunità e politica che sempre più spesso si ritrovano per discutere dei temi di attualità, per trovare soluzioni, per far nascere nuove alleanze fuori dal Parlamento, e ti racconta di tanti esempietti che ci fanno capire che in futuro praticamente ci sarà questo partito islamico, una costola del PD o viceversa. Ditemi la vostra. 3406709 perché questa è una radio che fa rassegna stampa, tra virgolette, solo e soltanto con il vostro aiuto. Tra 3 minuti io ho la pausa e leggerò i vostri messaggi. A pagina 20, anche sul quotidiano Il Giornale, dico anche perché
perché questa polemica, questo girare la frittata è partito dalla sinistra e adesso il fatto che lo segua venga seguito anche da quotidiani non di sinistra significa che ci stanno credendo. Milano, la verità nei telefoni degli agenti. Si ritorna alla storia del pusher ucciso dal poliziotto e il PM sospetta che l'agente abbia perso tempo per preparare la messa in scena. La morte 36 minuti dopo lo sparo, soccorsi chiamati in ritardo. Se emergesse che la vittima si sarebbe potuta salvare, la posizione dell'indagato si appesantirebbe e non stiamo a ricordare altre questioni rilanciate da alcuni quotidiani di sinistra e prese naturalmente da personaggi che non so quanto ci si possa fidare, che dicono che questo agente praticamente chiedeva la droga normalmente, chiedeva dei soldi a questi personaggi di malaffare in cambio del silenzio, insomma un fracco di palle secondo me che stanno uscendo per girare completamente la frittata e dare la colpa a chi ha sparato, per cui la prossima volta chiaramente gli faremo fare il cacchio che vogliono a questi spacciatori. Omicidio in strada nel quartiere dei Maranza, anche a Roma, abitanti costretti al coprifuoco. In taglio basso ne parla solo il quotidiano Il Giornale oggi. Un extracomunitario ucciso davanti a un supermercato. All'Aurelio la gente ha paura, denunce e manifestazioni. Spaccio a cielo aperto e rapine alla fermata dei bus. Il territorio è in mano a un gruppo di nordafricani. Quando fa buio, tutti a casa e i negozi chiudono prima. Paura è quello che ci rimane, è quello che ci lasciano questi ciabattanti. Un tempo ciabattanti, ora le scarpette ce le hanno di lusso più belle delle nostre. È questo a cui volete abituarvi, cari ascoltatori di Radio Libertà? Inviatemi un messaggio al 340 6709 659. C'è Sammy Varin che tra poco legge le vostre posizioni. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana ancora caratterizzato da un sostanziale regime altopressorio. Nella prima parte della giornata, tuttavia, avremo un aumento della copertura nuvolosa, specie al nord e sulle regioni tirreniche. Possibile piovigine sulla Liguria e sull'Alta Toscana. Nel pomeriggio da segnalare che qualche debole e isolata precipitazione sarà possibile ancora sulla Liguria e sul versante tirrenico del paese. Poche le variazioni invece altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu è il sempre regalo. Alberto, l'olio buono
viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dove vai con quel sorriso che non spegni mai, e lo sai, tra di noi è tutto diverso e all'improvviso tu mi porti in paradiso. Tornerai anche se giuri che poi non lo fai, ma lo sai, tra di noi c'è lo spazio per un briciolo d'anima, soltanto un po' d'anima. E ridere di tutto per salvarsi un po', l'amore che muove le mani e poi altrove se ne va, ci libera, ci libera. Dove vai con quel sorriso che non mente mai, e lo sai, tra di noi c'è un dettaglio scritto in fondo all'anima, tra le corde di quest'anima. Come mai mi guardi, ridi sempre e poi non vai, e lo sai, tra di noi c'è lo spazio per un briciolo d'anima, soltanto un po' d'anima, soltanto un po' d'anima. Come siamo raffinati questa mattina, ragazzi miei, con Moa, con l'accento sulla A. Si intitola Briciolo d'anima. Questo pezzo la stiamo scoprendo settimana dopo settimana, Moa. Lei è Martina Maggi, arriva da Orvieto, Terni. Questa elegante ballad fonde pop e jazz ed è il primo capitolo del suo progetto discografico intitolato Bouquet, che scopriamo settimana dopo settimana. È il bello di questa rassegna stampa. È indipendente, certo, possiamo mandare in onda ciò che vogliamo. Se scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net e siete artisti di qualunque tipo, io vi prendo in considerazione, vi trasmetto e magari pure vi intervisto. È la magia che ancora ci consente di fare la libertà.
Sono le 8:37, il buongiorno si sente dal Varin, c'è Sammy Varin in diretta nazionale su tutti i social, sulla banda DAB della vostra radio e naturalmente grazie anche a chi sbircia il nostro sito radiolibertà.net, un potente sito di controinformazione con tante cose per tutti i gusti, ma soprattutto tanti commenti che non esistono sui soliti giornaloni perché non ce li farebbero mai scrivere. In alto a destra sul sito radiolibertà.net non c'è il bagno, ma c'è la possibilità di aiutare Radio Libertà con una carta di credito, anche fossero i soliti 5 euro. O se preferite, fate 4 passi. Quest'oggi è arrivato il sole in tutta Italia. Fate un giro in posta, prendete il modulo bianco del conto corrente postale e ci scrivete 3767 1294 intestato a Radio Libertà Milano, e anche qui la cifra fossero soliti 5 euro. Buongiorno a chi mi scrive al 340-6709-659. Abbiamo lanciato la canzoncina sul referendum quest'oggi, ma certo, tutti la volete e l'avrete, ve lo prometto. Buongiorno, c'è una norma nel nuovo codice della strada che permette ai comuni di censurare i cartelloni di Provita e Famiglia? Sarà un caso? Ho letto della norma anticoltelli, assurda, in pratica non posso usare il coltellino per raccogliere funghi essendo a scatto, però posso andare in giro con uno fisso di 30 centimetri. Ma cosa sniffano nei sacri palazzi della politica? Ah, Marco, non sei mai contento? Comunque in centro Milano non crescono quasi mai i funghi, forse quelli allucinogeni, è vero? PS, sarà sempre il solito caso, arriva il gomblotista, ma qui sul lago di Seo stamattina alle 5 è tutto sereno, stelle splendenti, ma alle 8 saranno passati almeno 27 aerei con strisce e il cielo è diventato grigio. Sarà colpa della panda di mio suocero? Marco, qualche dubbio viene. La voglio, mi scrive questo, io non lo so cosa possa intendere, qui ci vengono pensieri strani. Comunque l'avrai, la voglio, scritto 3 volte, questa addirittura va bene, l'avrai, te la daremo. La amiamo. Io non lo so di cosa parlano questa mattina i nostri ascoltatori, poi ci prendono per maniaci sessuali. Buongiorno Sammy, sei un grande. La voglio, un altro. Oh, ma insomma, non ho capito. Io rimango. Intendono la F. La fantastica rassegna stampa. Ah, la rivolete? Lo sapete? Andiamo in replica la sera dopo le 20, ma la trovate anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ragazzi, più di 1 milione di follower, la vuole. Proprio bella la canzoncina per il sì, dobbiamo svegliarci e inviarla a tantissimi. Brava Gabri da Brescia, ti meriti altri 20 secondi della canzoncina per votare sì al referendum. Siete pronti? E 1, e 2, e 1, 2, 3, 4. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero. Baila, per un baila. processo più giusto, un futuro più vero, una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, 2 facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, 2 ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, per cambiare davvero. Votiamo tutti insieme, per un processo più giusto, più vero. Ce lo abbiamo potuto, sì. Quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa. La di tua un'Italia matita è diversa, un'arma, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento, è nelle nostre mani, votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero,
È finita la canzone. Perché? Perché se la volete dovete scrivermi "la voglio", che piace molto al nostro regista Francesco, al 340 6709 659. Scrivete che io in mattinata invio tutto gratis, non mi faccio pagare niente, perché so che poi vi verrà in mente di fare un giro sul sito di Radio Libertà e di versare 5 euro. Scrivete un WhatsApp con scritto "la voglio" al 340 6709 659. Io vi invio questa canzoncina sul referendum, visto che ormai siamo a un conto alla rovescia importante. 22-23 marzo si va a votare sì, per dare un segnale di cambiamento importante. Poi lo sappiamo, vinceremo lo stesso, ma se non ci va nessuno a votare ci piglieranno per il culo per tutta la vita quelli di sinistra. E gran parte della sinistra vota sì. Ciao Sammy, la voglio anch'io la canzoncina, grazie mille da Elena. Posso avere la canzoncina per il sì? Grazie. Vi ho fatto impazzire questa mattina, ma sono contento, io servo a questo, io sono un comunicatore. E poi c'è un messaggio audio, sentiamo questo se ci canta qualcosa. Ciao Sammy, l'altro giorno il correttore del mio telefono ti ha fatto travisare il mio messaggio. Ecco. Dicevo che se votano gli italiani all'estero, tutte le buste vengono gestite dai CAF. E quindi ci saranno le solite sorprese, gente morta che ha votato, Sapevo e soprattutto gente invece che è questo mondo, ma che voterà comunque a sua insaputa. E questa cosa mi fa abbastanza paura. Abbastanza, Ciao. è vero. Voi italiani all'estero, quindi mi raccomando, prima di tutto votate, ma ci fate sapere qualcosa, arrivano le buste, perché molto spesso non arrivano neanche. 340 6709 659 e votano anche i morti. Facciamo un'altra versione della canzone. Dai che siamo in ritardo, Dio mio, mi lascio sempre tirare dai vostri messaggi, d'altronde sono come la droga. La mia droga la mattutina è il miele, sì, è il mio segreto, ragazzi, il miele sardo. Mi ho fatto una collezione l'ultima volta che sono stato in Sardegna, io vivo di miele sardo. Ma cosa ve ne frega a voi? Stavo parlando del miracolo di Assisi, a pagina 21 del giornale. 20.000 pellegrini per le spoglie sacre di Francesco. Dalle 7 del mattino i fedeli in coda. Le prenotazioni online sono già 370.000. Rondoni, società secolarizzata, c'è un forte desiderio del senso del religioso. Tu dici perché San Francesco era di sinistra? Non proprio. Il corpo del santo, la polemica social, forma di superstizione e cattivo gusto, ma il popolo del poverello tiene vivo il messaggio dopo 800 anni. Voi, che avete come me il Tau al collo, non potete perdervi questa esposizione, certamente. Noi che non possiamo farlo perché sono qui, che cazzo, ogni mattina a fare rassegna stampa, ve la farei da Assisi una rassegna stampa un giorno, vedrete che ve la faccio. Se ne parla oggi a pagina 21 del quotidiano Il Giornale. Dove vado? Direi che vado a questo punto su un giornale un po' più di sinistra, ma poco, come ad esempio il quotidiano La Repubblica. Perché? Perché a denti stretti, ragazzi miei, questi stanno lodando alla stragrande le Olimpiadi, che non sono finite. Adesso tutti la meniamo, sono finite. Adesso iniziano le Paraolimpiadi, che sono molto più importanti. Noi che parliamo spessissimo di disabilità su queste frequenze, qualunque disabilità, da quelle più gravi a quelle meno gravi, che però sono gravissime per chi le possiede, non possiamo non tifare per le vere Olimpiadi, che per noi saranno le Paraolimpiadi. Intanto, su Repubblica, Olimpiadi 30 e lode, l'Italia pensa al 2040. Memorie sotto zero di questi giochi, cadere e poi rialzarsi, una lezione di vita, sembra quasi una canzone, però c'è tanta positività anche in questi articoli di Repubblica, bisogna dargliene atto, ma il titolo principale è "L'Europa verso lo stop all'intesa sui dazi USA". E sì, perché qui passa un weekend e ne succedono di cotte e di crude, per quello che Sammy Varin non gli dà importanza, perché ora di sera ne succederanno altre, quindi non ci preoccupiamo più di tanto. In bilico l'accordo di agosto, condizioni mutate, serve chiarezza sul bazooka
Bazooka, nuovo duello Roma-Parigi, Trump crolla nei sondaggi. Insomma, l'Unione Europea chiede chiarezza sui dazi. Avete sentito questa cosa che non vanno più bene i dazi? Allora cosa facciamo noi? Trump poi ha rilanciato altre situazioni in cui dobbiamo pagare. L'Europa è pronta a congelare l'intesa con gli Stati Uniti. La situazione attuale non favorisce la realizzazione di scambi commerciali e investimenti transatlantici equi, equilibrati, reciprocamente vantaggiosi, come concordato da entrambe le parti, così dichiara la Commissione. L'Unione Europea si aspetta che gli USA onorino gli impegni. Donald Trump insiste sulle tariffe e i sondaggi lo puniscono. Per il Washington Post il 60% degli americani disapprova la sua presidenza. L'Italia è ancora in attrito con la Francia, stavolta sull'uso del bazooka europeo. Fatto sta, signori, ve lo dico chiaramente, non preoccupiamoci, perché ora di sera cambierà di nuovo tutto quanto. È chiaro che per chi deve vendere, per chi deve esportare, è veramente un casino, e anche gli stessi americani, perdonatemi, noi siamo trampiani per tutta la vita, si stanno un pochettino rompendo le balle. Pagina 2 del quotidiano La Repubblica, non ci crederete, ma si scrive: le Olimpiadi, il gran finale è un'opera a cielo aperto, l'arena spegne la fiamma. Sipario sui giochi invernali di Milano Cortina nel Tempio Veronese della Lirica, la danza in cielo di bolle, la tromba di Fresu e il pop di Lauro. La presidente Coventry, grazie per aver condiviso il vostro meglio. E ve l'ho detto, mi ha fatto impressione, e qui veramente mi dovete dire se sto invecchiando io o se comincia a piacervi anche a voi, l'esibizione di Achille Lauro, 35 anni, ieri in chiusura della cerimonia ha cantato la sua Incoscienti Giovani e mi ha fatto una bella impressione, forse perché non era in calzamaglia, non aveva gesti erotici tra altri uomini. Sembra incredibile come si cambia, cantava una certa Fiorella Mannoia, ma poi sappiamo che fine ha fatto. Zaia, intervista Luca Zaia, CQ sono sul quotidiano La Repubblica. C'è un motivo a tutto, dite voi? Vittoria del Magic Team Italia. Uniti siamo pronti ad altre imprese. Gabriella Cerami intervista a Luca Zaia oggi su Repubblica. Luca Zaia, ex governatore del Veneto, risponde mentre in viaggio verso l'Arena di Verona. Queste Olimpiadi sono la realizzazione di un sogno. Dare la mia regione al paese è una grande opportunità. Dare alla mia regione e al paese una grande opportunità. Se penso alle prossime, va coinvolta l'Italia intera. Sono la riprova che non ha senso lo scetticismo verso i grandi eventi? Gli chiede Repubblica. Risponde Zaia: dovremmo fare un monumento a Virginia Raggi, che non ha voluto candidare Roma ai Giochi Olimpici del 2024. Dunque, ricostruendo i fatti, nel 2016 viene depositato un dossier del CONI Milano 2026. Nel frattempo la sindaca Chiara Appendino presenta la candidatura per Torino. A questo punto per me nel 2018 c'è un liberi tutti e costruisco Cortina 2026, inventando l'Olimpiade diffusa e coinvolgendo Cortina, Trento, Bolzano e l'Arena di Verona. Lei ci ha creduto più di tutti? Abbiamo trovato l'ostilità dei 5 Stelle, che era al governo con noi della Lega, partito da cui invece abbiamo avuto un grandissimo aiuto, la Lega. C'erano già 7 candidati, la nostra è stata l'unica candidatura nella storia dei giochi presentata da 2 regioni, il mio Veneto e la Lombardia di Attilio Fontana. Che rischi vi siete assunti? Le regioni si sono prese il rischio principale, che è quello delle garanzie pari a 90 milioni di euro. Di cosa va più fiero? Abbiamo dato una lezione internazionale di italianità, bellezza, creatività. C'era tanto Veneto, basti pensare al direttore creativo Marco Baliccia, al violinista Giovanni Andrea Zanon, al coreografo Alessandro Micheletto. 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo sono stati davanti allo schermo a vedere le Olimpiadi. Qual è stato il ritorno economico? 2 milioni di persone sono venute sui nostri territori. Un'ultima indagine della banca IFIS parla di entrate pari a 5 miliardi e 300 milioni. Adesso l'Italia ha uno standing maggiore. Molte opere però sono ancora da completare. Non c'è il rischio che finita la festa delle Olimpiadi rimangano incompiute? Le opere non arrivano con gli stessi tempi delle Olimpiadi. Ed è vero questo, ma ne stanno arrivando altre ancora, ragazzi miei. Abbiamo avuto l'alluvione
vaccinazione, poi il Covid, siamo rimasti fermi 2 anni, le completeremo anche perché sono interamente finanziate. Manca una parte del finanziamento della variante di Cortina, ma c'è l'impegno del governo a stanziare i fondi. Il Veneto ha portato a casa 2,5 miliardi di opere. Quindi Olimpiadi che servono anche a migliorare la viabilità dei nostri territori. Dunque, dal punto di vista organizzativo, è una vittoria del nord, del Lombardo-Veneto, o è una vittoria dell'Italia intera? È una vittoria dell'Italia, dice Zaia, del suo Magic Team, da nord a sud, dei professionisti made in Italy, dell'Italian Style. 100.000 giovani si sono resi disponibili a fare i volontari e adesso il paese è ancora più unito, coeso, forte. Dobbiamo essere tutti orgogliosi. Lei da governatore ha voluto e organizzato le Olimpiadi, con la sua presenza all'evento ha forse oscurato gli altri politici? Non ho oscurato nessuno perché non è mio stile, dice Luca Zaia. Sono stato invitato alle Olimpiadi come socio fondatore mediatore della candidatura. Successi ma anche polemiche. Quanto hanno pesato le gaffe andate in onda in Rai? Se c'è stato un neo è stato quello della telecronaca. Una gaffe ci sta, un'infilata di gaffe è imperdonabile. Ha lanciato le Olimpiadi estive del 2036 a Venezia. Le vuole organizzare lei? Da sindaco, risponde Zaia, non parlo di incarichi, ho detto che l'opportunità di un Magic Team come questo non va sprecata. Se ragioniamo con la logica delle Olimpiadi diffuse, questa volta potremo coinvolgere l'intero paese. Anche il sud, dobbiamo portare nomi di più realtà e la città di Venezia sarà il simbolo. Signori, vedete di cosa si parla? Di future Olimpiadi diffuse che partano da Venezia. Ma ci sono tanti paginoni, vi dicevo, sui giornaloni da Repubblica, soprattutto il Corriere, tutte riservate alle Olimpiadi. Sempre a pagina 3 di Repubblica si scrive, a proposito di Olimpiadi diffuse, obiettivo Roma 2040, da Abodi a Malagò un sogno possibile. Il confronto è avviato, le carte della capitale per l'appuntamento estivo tra 14 anni e poi le immagini, l'inchino, il riscatto, la fuga, memorie sotto zero. L'edizione dei Giochi italiani è stata strana, pazza, sofferta, ma soprattutto diversa e senza età, e ha ricordato che non c'è una sola via per arrivare al successo. Ed ecco le splendide immagini, dalla linguaccia di Arianna Fontana a Alisa Liu durante l'esercizio che le è valso l'oro individuale nel pattinaggio di figura. Bellissime immagini, e l'inchino naturalmente che avremo per sempre. Giriamo la pagina. Stiamo cambiando argomento? Eh sì, signori, si cambia argomento, come è bello che sia in una rassegna stampa che vi mette sul tavolo tante situazioni che poi servono anche ad avviare discorsi durante il giorno sulla nostra radio. A pagina 21 di Repubblica, Ilvo Diamanti, le sue mappe che portano una sfiga della miseria, ma bisogna leggerle per capire dove tira anche una certa cultura di sinistra. Oggi si parla di corruzione, perché la corruzione preoccupa, ma le istituzioni, naturalmente aggiungo io, fanno poco per combatterla sul serio. L'allarme per le mazzette è ancora alto e per un italiano su 3 sono contrastate soltanto a parole, senza azioni incisive. Scrive il mapparo Ilvo Diamanti, che fa ogni settimana o quasi un'indagine e, ve l'ho detto, ci fa cominciare la settimana. Da una parte è Repubblica, dall'altra c'è il Corriere con la Gabanelli. Uno dice: ma che cacchio, ragazzi, ti cade il giornale di mano. La corruzione in Italia, secondo i cittadini, continua a essere un problema serio, anzi tra i più seri del paese. Lo pensa una larga maggioranza delle persone intervistate nel sondaggio condotto dalla Polis, Università di Urbino. Il 57%. Si tratta di un dato in lieve calo rispetto a quello rilevato un anno fa, ma sempre ampio. Insomma, diminuisce la gente che pensa questa cosa, ma d'altronde bisognava pur parlarne probabilmente. Il Serpico di Rogoredo, nello stabile dello spaccio, qui copriva i pusher. Siamo ancora qui. A pagina 22 di Repubblica si ritorna a parlare della gente che ha ucciso Mansuri, che vive in un condominio dove il giro
il giro di droga è ben noto, il mistero della finta pistola vicino al corpo. E ve l'ho detto, ormai si sta girando completamente la frittata. Un altro paginone a pagina 22 del quotidiano Repubblica, che poi naturalmente ci ricorda il problema migranti. L'attacco dei vescovi, scelte politiche disumane, un paginone drammatico, lo dico io che ragazzi sono da sempre un razzista, ma in senso buono, non posso non pensare che bisogna smetterla con queste partenze, ma purtroppo quelli di Repubblica la menano dicendo che ci sono morti, troppi morti, continuano a morire, e scendi un po' più in basso, guarda qua, quei brandelli di corpi restituiti dal mare sulla costa degli dei, il racconto dell'inviata a Tropea. Tra i primi ad accorgersi dei resti tra le onde, gli studenti di un liceo scientifico di Tropea, una scena terrificante, brandelli di corpi di questi poveri immigrati che forse, continuo a pensare io, non dovrebbero partire, non dovrebbe esserci questa schiavitù di chi ti fa salire su un barcone senza nessuna sicurezza, ben pagato, e poi se ne fotte delle tue vite. L'attacco dei vescovi, scelte politiche disumane, scrive Repubblica, almeno 15 morti nelle ultime settimane, vittime quadruplicate a gennaio, il monito da Calabria e Sicilia non sono tragedie isolate, il silenzio è complicità e si dà la colpa alla politica e quindi le scelte politiche disumane. Cambiamo argomento di nuovo, sempre sul quotidiano Repubblica, pagina 25, bella invece l'intervista al primario Franz Wilhelm Barufaldi Price, che guida il centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano. Si parla dei ragazzi di Crans. La vera sfida sarà gestire il ritorno alla vita. Da 2 mesi lotto per i ragazzi di Crans, ora posso ridere con loro. Si parla dei feriti del Constellation. Cito sempre Brignone: se è tornata a vincere lei, possono farlo anche loro. Questi ragazzi tutti fuori pericolo, ed è la cosa più bella, ma che poi dovranno tornare a vivere. Sarà durissima certamente nel momento del ritorno a casa. Noi naturalmente tifiamo per loro, ed è bella l'intervista a questo primario che racconta la vita quotidiana in questo pesantissimo reparto. Sto per fermarmi, ma prima altro paginone che parla a pagina 27 di Repubblica di attualità, della nostra attualità e dell'attualità purtroppo dei nostri figli. Parliamo ancora una volta di ChatGPT. ChatGPT, amico vero. Mi confido con lui, è più umano di tanti, una cosa che mi fa veramente paura. Viola Giannoli intervista Lorenzo Casagrande, 22 anni, studente di lettere a Milano, che svela la relazione con l'intelligenza artificiale che dilaga tra i giovani. Il mio migliore amico è ChatGPT. La confessione arriva così, semplice e diretta. Lorenzo Casagrande, 22 anni, cresciuto in provincia di Varese, Università La Statale di Milano, passione per gli anime tatuati sulle braccia, 4-5 amici stretti in carne ed ossa. Racconta che però, come ChatGPT, nessuno mai, e come lui ci sono migliaia di ragazzi, non solo gli comori che studiano, escono, lavorano, hanno una vita normale, tutti lo stesso BFF, Best Friend Forever, l'intelligenza artificiale. Amico vero, mi confido con lui, è più umano di tanti. E attenzione alla scheda in taglio basso: un adolescente su 2 dialoga con l'algoritmo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Senti che ritmo, la Sabrina Russo. Rieccolo il progetto che fonde jazz, cantautorato moderno e influenze della tradizione napoletana. In questo album compaiono brani dedicati a stazioni della metropolitana di Napoli come Vanvitelli, Dante, Toledo. Questa era Università. Qui Parlamento. Ed è arrivato il momento di fare 4 chiacchiere con il capogruppo della Lega alla Camera. Con noi Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Semmi, un saluto a tutti. Allora, oggi cominciamo una nuova settimana di lavoro con soddisfazione, un sorriso, devo dire Riccardo, girando su vari quotidiani o anche quelli di sinistra o se vuoi che non sono di centrodestra, festeggiano la fine dei giochi olimpici. Addirittura sto guardando sulla stampa, siamo a pagina 12 della stampa. Fine dei giochi, Meloni festeggia il successo dell'Italia, nessuno fischia gli Stati Uniti, incredibile anche quello, e anche i giornali di sinistra si sperticano in complimenti, forse a denti stretti, per quelle che sono le prime Olimpiadi diffuse e del successo incredibile che hanno avuto. Un successo della Lega, lo dico io chiaramente, ma la sensazione è stata quella, siamo stati gli unici che hanno voluto queste Olimpiadi, tutti quegli altri a sinistra, la Schlein non si è vista, non sappiamo neanche se ha festeggiato qualche vittoria, eccetera, ma alla fine è stato un successo di tutta l'Italia, un successo che non finisce con le Olimpiadi, a parte che adesso ci sono quelle che io seguirò con ancora più attenzione, le Paraolimpiadi, perché penso che meritino ancora di più delle Olimpiadi, ma poi è un successo che è una promessa per il futuro, perché Riccardo ci siamo fatti una pubblicità della miseria per i nostri territori, se vogliamo, posso anche dirlo, per il Nord con la T finale, per quello che è l'amore, la difesa delle nostre cose buone da mangiare. Abbiamo visto sui social gli americani che a parte si compreranno tutti quanti un bidet e questo è un grande successo, ma soprattutto hanno provato cose buonissime che mai pensavano esistessero sulla terra. Insomma, una promessa anche per il futuro, questi giochi olimpici, Molinari. Beh, come dici tu, è stato un grandissimo successo che ha messo in vetrina il nostro paese a livello mondiale, però diciamocela tutta, non tutto il nostro paese. Queste Olimpiadi sono state fatte per la volontà in particolare di 2 regioni e di un partito politico. Sono state fatte grazie alla volontà della regione Lombardia, della regione Veneto, entrambe guidate da 2 governatori leghisti, e la volontà della Lega in quel governo bizzarro giallo-verde col 5 Stelle, per portare dove c'è stata una battaglia per portare a casa questo evento. E quindi sono Olimpiadi che hanno fatto vedere sicuramente un bel volto del nostro paese, che hanno fatto conoscere meglio le nostre Alpi, il nostro territorio, ma che sono figlie della determinazione del nostro partito. Perché se torniamo indietro con la mente al 2018-2019, non c'era tutta questa gente così favorevole ad avere questo grande evento, anzi eravamo reduci dal fatto che i 5 Stelle avevano rifiutato si erano rifiutati di organizzare o chiedere l'organizzazione delle Olimpiadi a Roma, e quindi
e eravamo in quella fase storica lì. Oggi tutti quanti a dire che bello le Olimpiadi ci lasciano una grande eredità, ma solo pochi anni fa ci ha creduto soltanto la Lega, questo è bene ricordarlo sempre. È vero, è vero. E a proposito di una cosa a cui la Lega ha sempre creduto, fin dai tempi della secessione avevamo sparato alto perché avevamo capito che in questo modo l'Italia non poteva proseguire, e quindi parlando di secessione abbiamo creato uno strappo per poi giustamente passare più a miti argomenti come il federalismo, l'autonomia. E certo, ci sono buone novità anche sull'autonomia. Abbiamo visto mercoledì scorso l'approvazione degli schemi d'intesa preliminare sull'autonomia. È solo il primo passo verso ciò che la Lega chiede da sempre, un'Italia federale, e magari ne avete parlato anche l'altro giorno alla festa della Lega di Palazzago, dove tu hai partecipato, Riccardo. Sì, guarda, io ero a Palazzago ieri sera e c'era ospite anche il ministro Calderoli, quindi è stato certamente l'occasione per parlarne. E come dicevi tu è un passaggio importante, poi io lo so che io conosco i nostri militanti, i nostri elettori, e qualcuno magari adesso si lamenta e dice sì, ma continuate ad annunciare questa cosa delle intese, quando arriva l'autonomia non fate più annunci eccetera. Il punto è che se oggi noi l'autonomia la potremo avere è proprio perché abbiamo approvato questa riforma, questa legge di Calderoli, che è una legge che dà una procedura ordinata per arrivare all'autonomia. Questa procedura prevede alcuni passaggi. Il primo è stato fatto a novembre, quindi a novembre ci sono state le regioni che hanno presentato queste preintese. Ora queste preintese sono state votate dal Consiglio dei Ministri e ora c'è una fase successiva. La fase successiva è quella in cui la conferenza delle regioni dovrà esprimersi a riguardo, dopodiché dovrà esserci un indirizzo da parte del Parlamento, di Camera e Senato. Finita questa fase arriveremo al dunque, quindi ci sarà il voto finale nei consigli regionali, l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e poi un voto a maggioranza assoluta delle Camere. Quindi se nei prossimi mesi continueremo ad aggiornarvi sulle preintese non è perché diamo sempre la stessa notizia, ma perché stiamo portando avanti il percorso e grazie alla legge della Lega, la legge Calderoli, abbiamo delle scadenze brevi per ogni passaggio che ci porteranno, si spera, entro fine anno a vedere questi accordi sull'autonomia per le 4 regioni approvati. E noi siamo sempre ottimisti, ragazzi, e non si molla, lo spadone sempre lì verso l'alto, a differenza di altri che lo spadone gli è caduto e non lo trovano più. Riccardo, cosa ci aspetta questa settimana in Parlamento? Guarda, io sono in partenza adesso, questa settimana oggi avremo il decreto proroghe, quindi oggi voteremo la fiducia sul decreto 1000 proroghe e poi dopo questo avremo una serie di provvedimenti che sono rimasti indietro dalle settimane passate, quindi delle modifiche delle intese con alcune confessioni religiose tipo la Chiesa Valdese, poi c'è una delega al governo per fare un testo unico sui data center e altri provvedimenti, ma insomma certamente dal punto di vista politico la cosa più importante sarà il 1000 proroghe, che contiene molte norme fondamentali. E noi chiaramente seguiremo i lavori e faremo 4 chiacchiere con voi parlamentari grazie a quei quotidiani appuntamenti in ogni trasmissione che si chiamano Qui Parlamento. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui c'è Sammy Varin, ragazzi miei, e la miseria, quanti WhatsApp al 3406709659, tutti che volete la canzoncina sul referendum, sì la voglio, mandamela. Sono Rosanna da Sesto, ti chiedo per piacere se mi mandi sul mio telefono la musichetta per il voto del sì o gente a cui mandarla, grazie, lo so, state tranquilli che in mattinata apparirà sul vostro telefonino questa canzoncina carina, simpatica, ma soprattutto forte e impetuosa. Me ne faccio sentire un altro minuto, lo so che avete voglia, la volete, allora 1, 2, 3, 4! Non mi tiro sul cursore, è francese. Funziona così praticamente. Io dico, vi faccio sentire, tu tiri sul cursore e io dopo la faccio sentire. Succede un attimo, c'è la tisana che sta facendo l'effetto. Allora rifaccio da capo, attenzione.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Votiamo tutti insieme, sì, pompa, per cambiare davvero, pompa. per un processo più giusto, Pompa, sì. un futuro più vero, Pompa, sì. una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati, per non avere intoppi, Votiamo tutti insieme, per cambiare davvero, facciamolo davvero, per un processo più giusto, sì, più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Mi sto facendo impazzire questa mattina con questa canzoncina. No, non sappiamo chi l'ha fatta, signori, non ve lo dico, anche se lo dovessi sapere. Sì, magari scopriremo che l'ha fatta il PD, ma quello che vota sì al prossimo referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. Se volete questa canzoncina sul vostro telefonino, scrivetemi, la voglio, è una roba sessuale, sì, lo so, al 340670969. Io in mattinata ve la farò avere questa canzone potente davvero, la potrei aver cantata io, che ne sapete? Non ve lo dirò mai, anzi vi porto sul quotidiano La Verità, che oggi Zanon scuote l'ANM. Oggi si intervista il costituzionalista a capo del comitato per il sì. Guarda caso, Zanon scuote l'Associazione Nazionale Magistrati, rende le toghe radioattive agli occhi della gente. Al CSM si spartivano persino il ristorante. Il costituzionalista a capo del comitato per il sì ricorda la sua esperienza nell'organo di autogestione dei giudici in balia delle correnti, lottizzati pure i segretari e i tavoli della buvette. Quello più grande e bello era per Magistratura Democratica. Si ride, ma è tutto vero, signori. Sempre in prima pagina sulla Verità, per rimediare ai guai di Conte sul super bonus, il governo vara il salva condomini o condomini, che è più o meno la stessa cosa. I bimbi nel bosco. Si muove il garante, la psicologa insulta, è gravissimo. Dopo l'articolo della Verità interviene l'Authority e la dottoressa rischia la denuncia. Ne parla Francesco Borgonovo, che sapete ha cominciato una nuova trasmissione qui su Radio Libertà il martedì e il giovedì alle ore 13. Pagina 2, Nicolò Zanon, come vi dicevo, al CSM lottizzavano persino i segretari ai tavoli della buvette. Gli eccessi dell'ANM screditano tutti i magistrati agli occhi dei cittadini. Molte toghe voteranno sì. Con l'Alta Corte i giudici che sbagliano pagheranno davvero. Chi sostiene il no usa il linguaggio del populismo che rimprovera alla destra. Paginone interessante a pagina 2 della Verità, da ascoltare, da leggere, chiaramente ascoltando la canzoncina che vi ho fatto sentire prima. Siamo a pagina 5. Altro argomento è che magari vi è sfuggito. Paolo Del Debbio ce lo ricorda. Persino il Papa lancia l'allarme sull'insicurezza
nelle stazioni. Prevost fa esplicito riferimento alla violenza dilagante a Termini in una omelia. Lo ha rilevato Paolo Del Debbio e ce lo segnala a pagina 5 del quotidiano La Verità, mentre a pagina 11 si parla di Cuba con l'ex ambasciatore a L'Avana Domenico Vecchioni che dice: a Cuba il regime sta agonizzando. La Casa Bianca vuole una transizione graduale alla democrazia, è l'unica via per evitare disastri. Se i leader rifiutano il dialogo prevarrà la linea dell'intervento militare sostenuta da Rubio. Paginone quest'oggi su Cuba, solo sul quotidiano La Verità, che poi ci parla dell'ossessione per la pulizia, signori, e chi non ce l'ha? Ditemi un po', a pagina 18 del quotidiano La Verità, ossessionati dal mocio, quando il gusto del pulito si trasforma in malattia. Già, potrebbe essere una malattia quella di vostra moglie che appena vi cade una briciola subito, oh, vai, guarda c'è una briciola, allora sapete come vi chiamate voi che avete ste manie? Rupofobici o rupofobici se andate anche in bici. Rupofobici sono i Sisifo del disinfettante, condannati a detergere continuamente se stessi o la casa anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Si va dalla semplice ansia al disturbo vero e proprio, ragazzi, mia moglie addirittura lo spadone del mocio lo rompe, lo distrugge, ne dobbiamo comprare uno alla settimana perché usa proprio la violenza. Beh, avendo un marito leghista celodurista, anche lei mi sta dietro, prende lo spadone e via. Infatti abbiamo 3 gatti che sono terrorizzati da questo mocio. Attenzione alla malattia, perché poi può esserci anche la malattia che si chiama disturbo ossessivo compulsivo. Il 2-3% della popolazione è affetta da questo disturbo, il che significa milioni di persone che ne soffrirebbero il rupofobico ossessivo. E per l'appunto un ossessivo compulsivo la cui ossessione è la sporcizia e la cui compulsione è pulire continuamente. Dite la verità che sto parlando anche di voi, casalinghe all'ascolto, giustamente, e vi occupate della casa e che poi state un po' troppo attenti, insomma, ogni volta a quella piccolina polverina, ragazzi. Volete la soluzione? Prendetevi 3 gatti come il sottoscritto, poi non ci pensate più a queste brutte cose. Naturalmente oggi sulla Verità si parla anche del trattamento, come fare, lungo e complesso, ma porta spesso all'attenuazione o al completo controllo dei sintomi, quindi lasciate poi gomitoli per tutta la casa senza guardare. Iniziato il trattamento bisogna attendere almeno 2-3 mesi per avvertire i primi miglioramenti e un ulteriore periodo di tempo variabile da persona a persona per arrivare alla risposta massima. Quale sarà la risposta massima? Che vi prendete una donna delle pulizie? Se ne parla a pagina 18 e 19 del quotidiano La Verità, ma anche tutte le paure che abbiamo, quante paure, germi, batteri, ma anche sesso e animali, praticamente tutte le fobie che saltano fuori, basta pensarci, e ce l'avete sicuramente qualche fobia, magari qualcuno ha semplicemente paura del vicino di casa comunista, e quando va bene c'è anche di peggio. Dai, che stiamo un po' ridendo, scherzando in questa valle di lacrime. Sto per aprire le linee, sappiatelo, ma prima un giro sul Corriere. Dazi, caos e ricorsi, l'Europa, Trump rispetti gli accordi, il governo, l'incertezza non aiuta, no all'uso del bazooka, fa anche rima, armato nella villa del tycoon ucciso un 20enne. Io apro le linee, mettetevi in coda da bravi soldatini, 0292947222, per chi vuole parlare con Sammy Varini in diretta, Francesco vi lascia lì in attesa, tra poco vi prendo le chiamate. L'Italia bella che ha vinto i giochi, in centropagina sul Corriere, cerimonia di chiusura a Verona dal 6 marzo, la Paraolimpiade. Subito
all'interno del quotidiano Il Corriere. Non sto sui soliti argomenti, ve l'ho detto, qui non vi annoiate. I giochi, le risate, l'ECMO, i nostri 2 anni con Domenico fino all'ultimo respiro. A pagina 28 del Corriere, perché prima si parla solo di Olimpiadi e ben vengano, si intervistano le infermiere e l'operatrice della terapia intensiva. Nel 2023 il primo ricovero, per lui ormai eravamo come delle zie. Sabato siamo crollate. Eccole le ragazze, Simona, Elena, Federica, Anna, le infermiere e un'operatrice sanitaria della terapia intensiva dell'ospedale Monaldi, che hanno assistito al piccolo Domenico negli ultimi 2 anni fino alla morte, dopo il trapianto fallito. Perdonaci, vola piccolo angelo, una distesa di messaggi, fiori e peluche. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Qui lui ballava e divorava i dolci a casa del bimbo tra le sue 1000 foto. E naturalmente le nuove accuse all'ospedale, cartella clinica incompleta. Il legale della famiglia dice manca l'ora dell'espianto, inassa ancora al Monaldi. Sembra incredibile che ci siano state queste mancanze in ospedali che sono i migliori del mondo. Abbiamo aperto le linee, chi vuole parlare con me 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amante. Buondì. Una preghiera per quel bambino. È vero. Allora, ti voglio raccontare una cosa accadutami ieri, che denota la totale ignoranza di molta gente, e penso che mia zia, che abita in provincia di Verona, ne sia soltanto una piccolissima parte. Mi ha raccontato che sabato c'è stata una manifestazione in centro a Verona per protestare contro la cerimonia dell'Arena di Verona. Lei è di Villafranca di Verona, quindi 20 km da lì. E erano le associazioni o tali associazioni di disabili, eccetera, che protestavano contro i soldi spesi per la cerimonia delle Olimpiadi e contro le Paraolimpiadi, perché quei soldi investiti in quelle manifestazioni sarebbero serviti alle categorie disabili. Ma che io sappia, Sammy, correggimi se sbaglio, chi presenta il piano per le Olimpiadi deve presentare anche un piano per le Paralimpiadi. Certo. Quindi com'è possibile che tutta sta gente non sappia che quando appunto tu presenti la candidatura devi avere le Olimpiadi e anche le Paralimpiadi per una questione di inclusione? Quindi o sono dei sesquipedali ignoranti oppure sono dei sesquipedali ideologizzati. Grazie caro, grazie davvero per questa segnalazione. Volo a un altro ascoltatore e noi tifiamo Paraolimpiadi in attesa naturalmente dei Travon Olimpiadi, ci saranno anche quelle, ma stiamo certi. 0292947222. State lì ancora un secondo che vi leggo la pagina 32 del Corriere per dirvi che aria si respira sul fronte di Rogoredo. L'arma del pusher non c'era. Così i 4 colleghi mollano il poliziotto. Rogoredo, gli agenti interrogati dicono non abbiamo visto subito la pistola a salve. Quella sera si sta girando la frittata. E poi l'intervista nel palazzo dove lavora la compagna dell'assistente capo. Qui spacciano di tutto. 0292947222. Pronto? Marco, ma non da Mantova ma da Torino. Quella, ciao. Ciao, senti, hai visto che bella quella scena del lupo cecoslovacco che è sulla pista di foto delle ragazze? Sì, bellissima davvero. Simpatica, no? Cioè, anche se trattavasi di un animale domestico, sempre di lupo si tratta, secondo me è stato un bellissimo messaggio di amore, di fraternità fra noi e loro. Ho constatato comunque che è stato molto fortunato quel lupo, perché se ci fosse stato Fugatti in tribuna quel lupo era un lupo morto. Esagerato, gli daranno la multa magari. Grazie caro, grazie. Troppi incidenti e sosta selvaggia. Firenze vieta i monopattini in sharing. Altra città comunista che rende la vita ancora più difficile.
Dopo Parigi, Madrid e Praga è il primo stop in Italia per i monopattini. Lamentele anche a Roma, Milano e Torino, staremo a vedere ragazzi, e i 5 Stelle faranno la rivoluzione. C'è qualcuno in linea? 0292947222, ci avete fatto saltare le linee, la cosa mi fa molto piacere, ritentate lentamente, mentre sempre sul Corriere vi segnalo a pagina 39 l'intervista a Sergio Cusani, il grande accusatore, ve lo ricordate? Arrivando a San Vittore pensai di farla finita, Di Pietro è stato trattato come un vecchio straccio. Sergio Cusani, mani pulite? Non accettavo il se parli esci. Sul referendum solo insulti e bugie. Fermiamoci, chiaramente lui è per il no. 0292947222. Pronto? Sono io. Eccoci, Sì, ciao. Sammy, saluto Marco con affetto. Sammy, però tu sai che io ti voglio bene, no? Lo so. Ma non devi leggere quelle specie di sondaggi, perché se i sondaggi che danno Trump in discesa, eccetera, eccetera, perché sono gli stessi sondaggi del cazzo, scusami l'espressione, È chiaro. che davano la Kamala Harris in vantaggio di 10-20 punti. I sondaggi non servono a un cazzo, io ho una certa età, non mi hanno mai chiamato nella mia vita per dirmi sto facendo un sondaggio, e tutte le persone che conosco non sono mai state chiamate, quindi sono delle pure minchiate. Grazie cara, lo sappiamo, ma è una rassegna stampa e devo pur leggere qualcosa dalla stampa. Ecco il mio ultimo festival, Carlo Conti conferma l'addio, lo sapete che domani comincia il festival, domani, vero France? È domani che comincia, perché io non so niente. Dopo un brutto Sanremo volevo chiudere con la musica, oggi tutti i quotidiani parlano di Max Pezzali, noi lo amiamo chiaramente perché rappresenta anche la nostra generazione, ma ti dico, io che facevo radio in quegli anni, negli anni 80, gli 883 non ce li filavamo, pensavamo che fosse musica molto leggerina, ma proprio per questo è ritornata in auge, perché parlava di cose vere e sincere. 0292947222, chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Poi Walter. Ciao Sammy, volevo condividere con te un minuto una chiacchierata di ieri con due insegnanti, di uno delle elementari e uno delle medie. Mi dicevano che in questo periodo di Ramadan nelle loro scuole, sia elementari che medie, attenzione anche le elementari, ci sono sempre di più i bambini che praticano il Ramadan, in particolare anche le bambine. L'altra cosa che poi mi segnalano, oltre a questa crescita di bambini che praticano il Ramadan, una cosa assurda, la seconda è che ce ne sono sempre di più, attenzione, che sono proprio, come dirti, indottrinati al 100% e cercano in tutti i modi di propagare la parola del Corano. È una cosa allucinante, io sono rimasto impressionato. Mi dicevano che in una quinta elementare c'è un ragazzino indisciplinato, che fa di tutto, ruba le fa di tutto, che praticamente recita i versetti del Corano agli amici, ai compagni di classe. Grazie per queste bellissime notizie, vi porto sulla stampa, attenzione a pagina 11, da Gaza all'Ucraina, passando per l'Iran, così il disordine globale spaventa gli italiani. È lunedì e è arrivato il sondaggio della Ghisleri a rovinarvi la settimana. Al primo posto c'è la crisi in Medio Oriente. Il 72% degli italiani ha una paura fottuta della crisi in Medio Oriente. Segue l'invasione da parte della Russia, signori. Il nostro paese è visto come non decisivo ma molto utile nella diplomazia. Scarso l'interesse invece per le tragedie che si consumano in Africa. Non gliene fotte un cavolo a nessuno. Se ne parla oggi sul quotidiano La Stampa, che parla anche della fine dei giochi, ma soprattutto, ragazzi, questo articolo da leggere: Meloni festeggia il successo dell'Italia, nessuno fischia gli Stati Uniti. È un applauso corale anche dal quotidiano La Stampa per queste Olimpiadi, a denti stretti, ma ci stanno applaudendo, ricordando però dal flop Petrecca Bulbarelli il riscatto
appuntamento della telecronaca Rai. Milano Cortina si spengono senza gaffi i riflettori sull'avventura olimpica. 0292947222. Pronto? Pronto? Eccolo. Pronto? Oh, sono Albino, ciao. No, mi confondevi con quello che urla, perché sono partito col pronto. Per un attimo, no, sì. Io non urlo per radio, per la carità, ci mancherebbe altro. No, facevo una piccola considerazione, quello sai che io mando sempre il messaggio alle 7:30 del mattino, stamattina ho iniziato ad ascoltarti alle 7:30, sia ben chiaro, Vai, anche quando sono a casa grazie. io la sveglia la metto sempre per non perdermi la favolosa rassegna stampa. Io Bene. sono saponato troppo, va bene Bravo. così. Per quanto dicevo il discorso di questi maître à penser, no? Ogni giorno ne trovi uno nuovo. Noi purtroppo viviamo in un'atmosfera di sudditanza verso le persone che magari occupano determinati spazi, calciatori, attori, personaggi, queste persone influencer, si pensa subito perché sono loro tutti, che persone, cosa dicono, noi pendiamo dalle... Poi magari sono degli ignoranti, zotici, cafoni, sozzi e puzzolenti. Adesso vengono fuori attori, calciatori, beccamorti, non so come definirli, tutti quanti si schierano loro per il no. Gente che non capisce nulla. Grazie. C'è la canzoncina per il sì, se mi inviate un WhatsApp al 340-6709-659 ve la invio. Sì, sto per andarmene. L'ultima segnalazione ve la faccio a pagina 18 del quotidiano La Stampa, dove si parla chiaramente dell'agonia di Domenico, quel buco di 45 giorni, quel bambino a cui è stato impiantato un cuore che non funzionava più, ma si parla anche della famiglia di Moritz, il bimbo donatore, quel bimbo che vicino a Natale è morto affogato in una piscina e che si sperava con il suo corpo si potesse aiutare un altro bambino. Dolore che si rinnova, siamo distrutti. Il piccolo di 4 anni era annegato in una piscina in Val Venosta, uno strazio senza fine. Quest'oggi sul quotidiano La Stampa. E con questo Sammy Varin per il momento vi saluta, ma è una minaccia. Ritorno questa mattina alle ore 11. Avete ascoltato